Prego. Senta mister, volevamo chiederle, perso qui a Portogruaro questa partita che vi è costato la testa della classifica, si aspettava di più personalità in questa partita da parte dei suoi giocatori o si aspettava una partita così? Mi aspettavo una partita molto, molto tattica, sai, quando ti vai a fare queste partite qua che affronti, si vanno ad affrontare insomma, in questo momento le due squadre più forti del momento. Mi aspettavo una partita, che ripeto, molto tattica, con pochi spazi, decisa da qualche episodio. Il primo tempo era stato anche così e poi abbiamo preso un gol su una disattenzione, penso al terzo o quarto minuto del secondo tempo, terzo minuto su calcio d'angolo e un altro su rimessa laterale mi sembra, no? Io ero girato, stavo valutando un cambio, però mi pare fosse una rimessa laterale. Lì si sono rotti un po' gli equilibri, poi noi abbiamo provato di rimettere in piedi rischiando qualcosina e poi tutte le situazioni sono venute su contropiede o ripartenza del Portogallo. È chiaro che è una partita che mi aspettavo qualcosina in più, perché poi noi a livello offensivo, pur avendo fatto una prima parte, parlo del primo tempo, ordinata, abbiamo creato veramente poco e in questo momento noi non riusciamo a mettere in campo l'intensità, l'agonismo e la forza che ci ha contraddistinto in questa prima parte, però a livello sotto il profilo dell'impegno io alla squadra non posso rimproverare niente, nel senso che noi partivamo con progetti e obiettivi completamente diversi, poi ci siamo trovati a lottare per i primissimi posti. Ci proveremo ancora fino alla fine, vivendo la giornata, però ti dico, ripeto, sotto il profilo dell'impegno, della serietà, i ragazzi non posso dire nulla. Insomma. Forse oggi è mancata, non abbiamo visto per esempio mai un'imbucata per le punte davanti, è mancato un po' il contributo di quei 4-5 uomini che hanno un po' più gamba, più qualità, più numero. Io mi riferisco per esempio al Piloti, ha fatto una partita molto sottotono rispetto al suo standard, oppure anche le punte davanti l'hanno presa poco. Lei poi ha messo 2 centravanti e 2 larghi per cercare di fare qualcosa. Noi siamo partiti con un 4-3-3, è chiaro che bisognava provare a accompagnare di più con le mezzali. Il Pilota era partito in mezzala con Boron, però ripeto, per vie centrali c'erano veramente pochi spazi, perché comunque loro erano in Portogallo, era partito al 3 dietro, che poi diventava una difesa a 5, erano 3 a centrocampo, bisognava cercare più di aggirare. Poi il secondo tempo abbiamo provato qualcosa di diverso, nel senso che abbiamo provato a mettere 2 punte là e a mettere 2 esterni larghi, rischiando anche qualcosina, però ripeto, non abbiamo di certo impensierito il Portogallo, c'era anche qualche episodio mezzo e mezzo, però non voglio attaccarmi sicuramente a queste cose qua. È chiaro che noi adesso arriviamo da 3 sconfitte e c'è da ripartire, più che altro a livello mentale c'è da trovare un po' di serenità. È la vostra 6ª sconfitta in 16 partite. Sì. Perdete il primo posto, Portogruaro davanti con 32, rispetto all'altro girone siamo indietro di 5-6 punti rispetto alla capolista dall'altra parte. Questo è un campionato che si dice molto probabilmente sotto i 60 punti. Secondo me Portogruaro e Portomassuel vengono fuori di più perché hanno tantissimi giocatori, ma proprio tanti. Voi qualcuno, forse qualcuno in meno. Chi la vince? Se sotto i 60 punti chi è il favorito secondo lei per vincere? Ma io non lo so che c'è, penso rispetto all'altro girone, che io l'ho fatto l'anno scorso, c'è un valore medio molto alto, quello sicuramente sì, puoi perdere con qualsiasi squadra e puoi vincere contro qualsiasi squadra. È chiaro che arriva in fondo chi sbaglia meno, perché poi le cadute le hanno fatte tutti quanti, e arriva in fondo chi è più bravo a rialzarsi, chi è più bravo anche da adesso in poi a dare un po' di continuità, perché adesso sai, entri anche in un periodo decisivo e gli errori costano un po' di più, le squadre devono andare a chiudere sui propri obiettivi, quindi adesso chi riesce a dare un po' più di continuità penso che arrivi al fondo. Poi come squadra vedo Sandonà, Portogruaro e quelle che sono davanti, Portomassuel, anche noi siamo lì, è la Liventina, quindi sono squadre che sono a 4 punti alla prima, forse no, adesso siamo
non so cosa ha fatto oggi, però c'è 4-5 squadre che possono giocarsela fino alla fine. Allora, per chiudere, mister, mi sembra di aver capito che non ha niente da recriminare sulla partita. Il risultato del Portogallo lo trova giusto? Lo trovo giusto, sai, il primo tempo è stato abbastanza equilibrato e non ci sono state grosse occasioni da ambo le parti. Siamo stati puniti su due ingenuità nostre a inizio ripresa. È chiaro che poi sai, la partita si apre, tu devi rischiare qualcosina, e il campo pesante, non riesce a far gioco. Hanno trovato anche potevano trovare anche qualche altro gol sul contropiede, però penso che alla fine comunque il Portogallo effettivamente abbia fatto qualcosina in più di noi e quindi probabilmente il risultato è giusto. Bene, grazie mister.